Capitolo 5. Ogni dì o imparavi qualche altro sul pianeta, sulla partenza e sul viaggio, e avveniva di besol qualche pensiero. Al fa così che la tierce giornate o conoscei il problema dai baobab. Anche queste volte al fo merito de piore, perché che di colp il principin mi domandà, come chiappato di un forte dubi, is è vere che gli spioris amandien gli smenadis dagli arbui picciui? Ma il picciol princip all'è in devant. Allora mandino anche i baobab? I disei al picciol princip che i baobab non son arbulus, ma son arbui grandi come glesis, e che al ves portat con sé une mandrie di elefants non sarei svignuta chiaf di un sol baobab. La pensade dagli elefants e fase ridi il picciol princip. Si scugnares metiu un parzore l'altri. Ma al pensà con sentimento. I baobab, prima di diventare grandi, ascugnin sei picciui. Giuste, ma perché vuoi tu che li sto spiori sa mandiedin i baobab di picciui? Beh, si capis, mi risponde come che fossero robe tant clare, e mi coventà un gran sforzo di intelligenze per capire di besol quest probleme. Difatti, sul pianeta dal picciol princip a son, come pardut, li sierbis buinis e che tristis. Parchest, li semencis buinis di erbis buinis e semencis tristis di erbis tristis. Ma li semencis a son invisibilis. A duarmi implatadi sottiere fin tant che a une o a che altre non vegni la fantasie di tornarsi a svea. Allora, che ste si slunghe e sburte in su timidine verso il soreli une pivide cence tristerie. Se si tratta di un ufiel o di un rosar, si può slassa lucresi come calvul. Ma se si tratta di une plante triste, e uglia vade subite, appena che li sei scognosciute. Aierin de semencis terribilis al mondo al picciol princip. Aierin li semencis dai baobab. Il terren aliere invadut. Ore presint un baobab, se si rive masse tard, non si rive a deliberarsi. All'inderede tut il planet. Lo traverse fur par fur con li sos lidris, e se il planeta le masse picciul e se i baobab son di masse, lo fasin sclopà.